Allora, è ovvio che la Pedemontana Veneta è uno degli asset più importanti che abbiamo come Regione del Veneto. Voi sapete che stiamo parlando di un'infrastruttura di 94 km e mezzo con 16 caselli, attraversa 14 comuni ed è un'infrastruttura che costa nel bilancio, diciamo, generale, non alla Regione, cioè nel senso che ad oggi la Regione non ci ha messo tutti questi soldi, 2 miliardi 258 milioni di euro. Considerate che di questi 2 miliardi 258 milioni di euro, 600 milioni li ha messi il governo, illo tempore, e 300 milioni la Regione. Quindi, per quelli che non sanno fare i conti e dicono un sacco di cazzate di solito su Pedemontana, è sufficiente che si faccia 2 miliardi e 250 meno 900 milioni, viene fuori, diciamo, la cifra che ancora deve essere rimborsata. C'è una concessione di 39 anni, perdonatemi, vi do un piccolo, diciamo, briefing, un punto nave, definiamolo così. C'è una concessione di 39 anni e in virtù del fatto che noi abbiamo rinegoziato con un grande lavoro che è stato fatto assieme ai tecnici e tutti i contratti che avevamo, si è riusciti a, diciamo, ad avere un risparmio di 9 miliardi di euro e quindi passare da 21 miliardi di costo nei 39 anni a 12 miliardi di euro. Questi sono dati ufficiali che non riportiamo solo noi e quindi non è una voce di parte, ma è un dato che è bene segnare, che è stato valorizzato dalla relazione della Corte dei Conti, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel senso che dice questi hanno preso in mano, diciamo, il problema, il dossier, e ne sono venuti fuori che comunque 9 miliardi sono già risparmiati a tavolino.